Bene, benissimo, siamo andati bene. Facciamoli provare, sì, facciamoli provare, vediamo che succede. Urne aperte anche a Padova per esprimersi sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. In Piazza della Frutta si parla di politica attorno al gazebo allestito dalla Lega e a quel sì o no da dare all'accordo raggiunto da Salvini e Di Maio. Secondo il leader della Lega in Veneto, Gian Antonio D'Arè, che ha votato a piove di sacco, il sì è al 96%, anche se diversi elettori del Carroccio non nascondono che avrebbero preferito al governo l'originaria coalizione di centrodestra. La convivenza proprio sempre io vedevo meglio, diciamo, Salvini, Meloni e Berlusconi, per dire la verità. La conversazione poi passa subito ai contenuti, perché più della coalizione ad interessare il programma, ed è su quello che bisogna esprimersi. La tasse perché paghiamo troppe tasse, questo è indubbio, e la giustizia che ci metta un po' a posto con tutta questa immigrazione che è, diciamo, non controllata, deve essere controllata, c'è poco da fare. Il Movimento 5 Stelle ha invece scelto la consultazione online, il sì è al 94%. Secondo i pentastellati la trattativa ha portato alla quadratura del cerchio, alla sintesi tra i programmi dei due partiti. Sia Lega che 5 Stelle sono due forze antisistema di fatto, quindi era chiaro in questi 15 giorni di convergenza programmatica che ci fossero anche dei punti forse anche lontani, ma che in un clima molto favorevole si è riusciti anche a convergere. Reddito di cittadinanza, inclusione, lavoro, meno tasse, dignità ai lavoratori e maggiore sicurezza.